Il colonnello Pellegrino lascia Agrigento, andrà a Roma, oggi il saluto. Lascia il Movimento 5 Stelle, ai nostri microfoni aveva detto i motivi che l'avevano convinta a candidarsi con i grillini. Un successo l'edizione 2020. A Palermo fermati dalla polizia 14 trafficanti di uomini. La Guardia di Finanza riporta in carcere Salvatore Milano. Benvenuti su TVA Notizie. Come avete sentito dai titoli, il colonnello Giovanni Pellegrino dopo 3 anni lascia il comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento, andrà a Roma. Ad Agrigento è stato grande il suo legame con i giovani, il nostro servizio di apertura con il direttore Arturo Cantella. Cambio al vertice del comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento, il colonnello Giovanni Pellegrino lascia la nostra città e ha incontrato stamani la stampa agrigentina per un saluto, ringraziandoli per la collaborazione svolta verso l'Arma dopo 3 anni di guida al comando provinciale, facendo proprio il motto "possiamo aiutarvi" della Benemerita. Giovanni Pellegrino ha ricordato l'intensa attività militare svolta in tutto il territorio provinciale, in particolare verso i sequestri di sostanze stupefacenti nei centri storici di Favara e Agrigento, operazioni contro la malavita, l'impegno profuso durante il Covid-19 e il suo affetto verso i giovani studenti con tanti like che ha ricevuto da loro. Il suo successore sarà il colonnello Vittorio Stingo. È arrivato il giorno di lasciare Agrigento. Dopo 3 anni entusiasmanti effettivamente chiudo questa splendida esperienza. Sono commosso perché penso di aver vissuto un'esperienza molto importante, caratterizzata principalmente da rapporti umani, da rapporti di vicinanza, di simpatia da parte di tutta la collettività, da parte delle istituzioni, da parte del mondo studentesco e soprattutto da parte di tutti i miei collaboratori, donne e uomini dell'Arma, che ho avuto l'onore, la gioia di comandare per 3 anni e che hanno confermato anche in questi 3 anni, come avevano già fatto in precedenza e che come continueranno a fare anche in futuro, hanno confermato di essere un punto di riferimento molto importante per questa provincia, attraverso un lavoro costante di vicinanza al territorio, un lavoro di vicinanza nei momenti difficili. Non dimentichiamo quel 3 novembre del 2018 quando ci fu l'alluvione, non dimentichiamo il periodo della fase 1 del lockdown in cui i carabinieri hanno fondamentalmente chiuso tutta la provincia, anche facendo appello ai giovani studenti che hanno risposto con entusiasmo e con senso di responsabilità all'appello mio e all'appello dei carabinieri a rimanere a casa. L'operazione militare che le resterà più impressa? I risultati che i carabinieri, donne e uomini della provincia di Agrigento hanno portato a termine in questi 3 anni sono numerosi e io ho solo avuto il piacere di essere il loro comandante, perché sono stati loro ad ottenere questi risultati. I risultati sono tutti importanti, sono tutti determinanti. Sono importanti le operazioni di mafia svolte in tutta la provincia, ma sono importanti anche i ripetuti blitz antidroga svolti nei centri storici di Agrigento, Favara, anche a Lampedusa, Ribera, Sciacca, dove porzioni di territorio, porzioni di centri storici che sembravano abbandonate a se stessi invece hanno ritrovato lo Stato, con i carabinieri che poi hanno pattugliato anche i giorni successivi insieme alle persone che si sono riappropriate dei centri storici. Ma tutela dell'ambiente, discariche abusive sequestrate, tonnellate di rifiuti sequestrati e distrutti, zona industriale di Agrigento restituita alla fruibilità con il sequestro e la bonifica di quella che era diventata una discarica a cielo aperto, abusivismo edilizio, lotta al lavoro nero. Insomma, i carabinieri hanno cercato di essere presenti tutti i giorni, hanno cercato umilmente, con senso di responsabilità,
di fare il loro dovere e ripeto, io oggi ho solo la commozione di lasciare questa terra perché sono consapevole di essere stato un loro servitore e di aver solo fatto il mio dovere per cercare di far sì che tutti i carabinieri della provincia di Agrigento continuassero ad esprimere quello che sono, quello che valgono, cioè un punto di riferimento per il sistema di sicurezza dell'intera provincia. C'è un certo dispiacere nell'andare via, comandante? Io sono molto felice di essere profondamente dispiaciuto di andarmene, perché sono felice di provare un forte sentimento di commozione, un dolore quasi fisico nel lasciare questa terra, nel lasciare tanti affetti, nel lasciare, non lo nascondo, anche tanti amici. Quindi questa terra rimarrà nel mio cuore, sarà un distacco solo fisico, ma non ci sarà nessun distacco spirituale con questa terra. E permettetemi di ribadire un ulteriore ricordo: i miei carabinieri sì, ma anche i giovani studenti, che sono stati i miei amici, sono stati amici dell'Arma, devono essere gli amici dell'Arma, sono il futuro di questo Paese, valgono molto più di quello che si vuole far credere oggi. E quindi ecco perché io ne ho incontrati circa 15.000 e perché rivolgo loro e rivolgerò anche un messaggio formale di saluto, perché quello che io dissi quando arrivai, che avrei mandato più di una richiesta di amicizia ai giovani studenti, l'ho fatto di cuore, e loro mi hanno messo i loro like nella mia esperienza. Piera Aiello non è più un deputato di Movimento 5 Stelle. Dei motivi che l'avevano portata a scegliere il movimento ne aveva parlato ai nostri microfoni nel corso di una sua visita ad Agrigento. Vediamo. Nei giorni scorsi è ribalzata la notizia di un altro addio al Movimento 5 Stelle. Questa volta a voltare le spalle è stata l'onorevole Piera Aiello, una vita da testimone di giustizia, costretta a vivere nascosta dal 1991, che aveva scelto di candidarsi con il Movimento 5 Stelle portando in giro la sua testimonianza di donna, che avvertiva in seno ai grillini tutto quanto di buono potesse immaginare lei, donna in cerca di un riscatto. 2 anni fa Piera Aiello era stata invitata ad Agrigento per un convegno sulla legalità. Noi l'abbiamo incontrata. Effetto le fa tornare ad Agrigento a viso scoperto? Ah, bellissimo, prendo un sole, posso abbronzarmi, scherzo. No, è una bella cosa perché adesso basta nascondersi, dopo tanti anni è giusto ritornare qui da persona libera in tutti i sensi. Lei è un deputato nazionale dopo una campagna elettorale da invisibile. Sì. Come ha scelto? Perché ha scelto il Movimento 5 Stelle? Perché rispecchiava tutto quello a cui io credo. La verità, la giustizia, la legalità, sono persone veramente per bene e hanno un programma che mi rispecchia in tutto e mi hanno dato la possibilità di uscire allo scoperto e mi piaceva proprio il loro modo di fare. Piera Aiello è componente della Commissione parlamentare antimafia. La decisione di abbandonare i pentastellati sarebbe legata alle diatribe con il ministro Bonafede, tra cui quella di mandare ai domiciliari gli ergastolani. A Lampedusa svuotati l'hotspot e la casa Fratellanza. Arturo Cantella. Si è svolta presso la sede dell'Aeronautica Militare dell'isola di Lampedusa una riunione per una disamina aggiornata della situazione dell'accoglienza dei migranti sull'isola. All'incontro presieduto dal prefetto Michele Di Bari del Ministero dell'Interno hanno preso parte anche il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, il prefetto Daniela Parisi, il prefetto Michele Lattalulo, i vertici provinciali delle forze di polizia, Capitaneria di Porto, Protezione Civile, ASP, USMAFS, Croce Rossa Italiana, Invitalia, Agenzia delle Dogane. Nell'occasione si è dato atto del completamento nella mattinata odierna delle operazioni di imbarco sulla nave Rhapsody, nonché del trasferimento sulla altra nave Adriatico di tutti i restanti migranti ospitati presso l'hotspot e nella casa della Fraternità.
È stata inoltre affrontata una problematica connessa ai lavori di riqualificazione dell'hotspot ad opera di Invitalia, la quale ha illustrato le attività in essere per il completamento del secondo lotto e confermato l'avvio dei lavori del terzo lotto entro la fine di questo mese, che in considerazione dell'assenza dei migranti presso il centro consentirà di accelerare le attività già programmate. Tra le opere che si andranno a eseguire nell'ambito di quest'ultimo lotto, la priorità sarà data a quelli di rifacimento e consolidamento della recinzione della struttura in questione. È stato altresì reso noto che nell'eventualità dovessero approdare in un prossimo futuro altri migranti sull'isola di Lampedusa, al fine di agevolare i lavori in corso, sarà resa disponibile nei giorni prossimi una ulteriore nave per consentire, ove possibile, il trasbordo dei migranti giunti sull'isola dal molo Favarolo direttamente sulla nave in quarantena. Al fine di definire le attività connesse degli aspetti sanitari che risultano essere di fondamentale importanza per adattare l'hotspot alle esigenze di contenimento del Covid-19 e per velocizzare le operazioni di collocamento dei predetti migranti, il capo dipartimento ha invitato le autorità sanitarie regionali e locali a fornire specifiche indicazioni sugli interventi necessari e sui tempi di esecuzione degli accertamenti sanitari previsti per contenere appunto il Covid-19. Intanto sentiamo in merito la prefetta di Agrigento Maria Rita Cocciufa, sentita da noi anche sulla problematica delle scuole. È una gestione complicata, ma è una gestione che io credo che sta portando anche dei frutti positivi. L'attenzione deve essere sempre costante, perché un'immigrazione con questi numeri in tempi di pandemia non è sicuramente facile da gestire, però stiamo lavorando soprattutto sul versante della sicurezza dei migranti, facendo centinaia e centinaia di tamponi, e dei cittadini, rafforzando anche la sicurezza delle strutture che ospitano queste persone. Una domanda sulle scuole: voi siete stati coinvolti anche per questa prevenzione al Covid in vista dell'apertura imminente dell'anno scolastico, con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici? Abbiamo fatto una riunione in prefettura, in particolare col comune di Agrigento, ma interessando anche alcuni altri comuni che hanno qualche situazione di criticità. Diciamo che abbiamo avviato un percorso, perché poi c'è stato un successivo incontro presso l'ufficio scolastico provinciale e stiamo lavorando anche con la Curia per vedere un po' di utilizzare dei locali dove ce n'è bisogno, locali delle parrocchie. Questo diciamo che è ancora qualcosa in divenire, che credo e spero che si concretizzerà in questi prossimi giorni, anche perché i tempi sono veramente molto, molto stretti. E restiamo in tema di migranti. Immigrazione clandestina, una banda formata da stranieri scoperta a Palermo dalla Polizia di Stato, 14 i fermati. È stata denominata Glauco 4 l'operazione condotta egregiamente dagli uomini della Polizia di Stato che hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto disposto dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Palermo a carico di 14 cittadini stranieri accusati di appartenenza ad un'associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e all'esercizio di abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento e altri delitti contro la persona, l'ordine pubblico, il patrimonio e la fede pubblica, condotte criminali aggravate dall'aver commesso il fatto avvalendosi del contributo di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, a seguito di articolate indagini svolte dalla squadra mobile di Palermo e dal servizio centrale operativo e coordinate dal procuratore di Palermo Francesco Lovoi, dal procuratore aggiunto Marzia Sabelle, dai sostituti procuratore Geri Ferrara, Claudio Camilleri e Giorgio Arrighi, è stato individuato un sodalizio criminale con cellule operanti in Africa, in diverse aree del territorio nazionale e in altri paesi europei e non, che ha operato su due fronti diversi ma strettamente interconnessi,
interconnessi fra loro. L'indagine costituisce la naturale prosecuzione delle operazioni Glauco 1, 2, 3, condotte tra il 2013 e il 2017, che hanno consentito nel tempo di individuare ed identificare numerosi trafficanti di esseri umani operanti sulla cosiddetta rotta del Mediterraneo centrale, molti dei quali già condannati anche in via definitiva a pesanti pene detentive. Risulta accertato che sin dal 2017 l'organizzazione criminale ha supportato le attività di traffico sia nel corso del viaggio dei migranti sul continente africano che in occasione del loro concentramento presso i campi di prigionia in Libia. In seguito, appena gli stessi sono finalmente giunti in Sicilia a bordo delle navi impiegate in attività di soccorso in mare, gli indagati sono intervenuti in un primo momento consentendo ai migranti ad allontanarsi dai centri di accoglienza ove erano ospiti, nascondendoli in altri luoghi o fornendo loro in alcuni casi vitto, alloggio, titoli di viaggio e falsi documenti in un secondo momento, curandone la partenza verso località del centro e nord Italia, da dove poi raggiungere agevolmente le località del nord Europa e talvolta gli USA, meta finale del loro viaggio. Tali attività seriali di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sono state garantite a fronte dei pagamenti effettuati o dai migranti stessi o dai loro familiari ed amici, spesso residenti all'estero, i quali hanno inviato il denaro richiesto dai trafficanti mediante il sistema fiduciario Avala, che consente di trasferire denaro in maniera illecita utilizzando una rete di intermediari operanti in tutto il mondo. Giovedì 10 settembre alle 16:30 ad Agrigento la Valle dei Templi ospiterà l'Oscar Green Coldiretti con Jimmy Ghione, il popolare inviato di Striscia la Notizia. L'Oscar Green è un appuntamento annuale di Coldiretti Giovani Impresa. Per Coldiretti Sicilia la cerimonia quest'anno, oltre al luogo con l'incantevole Valle di Agrigento, rappresenta il momento della ripartenza. E un'altra edizione di Sipario d'Oro è andata in archivio a presentare la manifestazione al caos la nostra Margherita Truppiano con Claudia Badalamenti. Si è conclusa brillantemente la 13ª edizione del Premio Nazionale Sipario d'Oro, che si è svolta presso l'Anfiteatro Pirandello di Piazzale Caos, a pochi passi dalla casa natale del drammaturgo agrigentino. Un attento pubblico ha assistito alla manifestazione, egregiamente condotta da Claudia Badalamenti e Margherita Truppiano, all'insegna della sobrietà, e che ha visto momenti di intrattenimento e coreografici messi in scena dalla coppia formata da Filippo Randisi e Viola Sole. In esibizione anche il trio premiato denominato I Vicini di Casa del Mondo, che ha fatto ricordare momenti difficili come quelli del Covid-19 vissuti a marzo e ad aprile attraverso i loro canti tradizionali che hanno fatto il giro di tutta l'Italia. I premiati poi è stata la volta del giornalista Cesare Sciabarrà, direttore di Canichetti Web, noto per le sue battaglie mediatiche contro ogni malaffare. Il giornalismo in tutti questi anni ha subito delle declinazioni, anche con l'avvento di internet, con l'avvento dei social, e ha fatto sì che comunque la narrazione non fosse più unidirezionale. Oggi vi è la possibilità da parte del pubblico di poter interagire con chi scrive, ma di poter interagire anche con chi gestisce il nostro territorio e poter dire la propria. E quindi questo cambiamento di direzione in qualche modo ha messo in difficoltà tanta gente. E ancora Antonella Gallo Carrabba, protagonista assoluta della vita sociale e del volontariato, presidente dell'associazione Telefono Aiuto. Abbiamo lavorato anche durante il periodo Covid con il cellulare. E questo è stato di grande conforto per le donne, perché quello che è la violenza sulle donne è, dobbiamo pensare sempre alla solitudine di queste donne, non soltanto nel periodo Covid, ma in tutti i giorni della loro vita, perché anche se oggi accendiamo il cellulare siamo
subito collegati con il mondo, queste donne restano invece sempre chiuse dentro la porta di casa. Per loro rappresenta appunto il muro che le lascia fuori dal mondo esterno. Tra i premiati il maestro Mimmo Pontillo, legato con grande sentimento alla musica popolare e fine esecutore degli strumenti di corda. Da 40 anni, pensate. Ho sempre ricercato la musica popolare, ho fatto delle ricerche sulle musiche dei barbieri, sulle serenate, e voglio dedicare questo premio a tutti i musicisti che come me continuano nella musica popolare. Un'altra eccellenza territoriale premiata è stata quella rappresentata dal cardiochirurgo professore Michele Pilato, originario di Realmonte e direttore del Dipartimento per la cura delle patologie cardiotoraciche e dei trapianti presso l'Ismet di Palermo, nonché responsabile della cardiochirurgia dello stesso ospedale. A premiarlo il primario della cardiologia ed emodinamica del San Giovanni di Dio, dottor Giuseppe Caramanno, nonché direttore del Dipartimento cardiovascolare dell'ASP di Agrigento. Il messaggio che io do, la cardiochirurgia per me è una passione, è stata una passione, cioè un metodo di vita personale. La voglia di fare il cardiochirurgo è maturata, così è stata un'illuminazione quando ero ragazzino, andavo alla scuola media, televisione in bianco e nero, c'era la prima ripresa televisiva in diretta di un intervento di cardiochirurgia di Denton Cooley, che è uno dei pionieri della cardiochirurgia, che da Houston eseguiva un intervento di sostituzione di una valvola cardiaca. Per me fu un'illuminazione e da lì maturare l'idea di fare medicina, ma medicina per fare cardiochirurgia. Dopo 10-15 anni sono laureato e sono riuscito anche ad andare a Houston e ho lavorato con Denton Cooley. Quindi il messaggio che io do, i risultati che si ottengono quando uno ha una passione per il proprio lavoro, ci crede e raggiunge i propri obiettivi. Sul palco quindi anche il vice capo di gabinetto dell'assessorato regionale al turismo, dottor Calogero Pisano, che ha ritirato una targa assegnata al dottor Alberto Cardillo, protagonista della programmazione turistica della regione siciliana. Il dottore Pisano ha anche annunciato un'iniziativa verso il settore turistico che si terrà prossimamente. La Regione Sicilia ha lavorato tanto in tal senso per recuperare sia dei fondi e mettere a disposizione anche la sua struttura a favore di tutti i privati. Partiremo con un progetto importantissimo soprattutto per le strutture alberghiere, i parchi e le guide, di un progetto di 75 milioni di euro che verrà messo a disposizione appunto per tutti questi operatori turistici, per aiutarli per il grave momento che stanno attraversando. Abbiamo deciso di farlo d'inverno questo progetto perché d'estate comunque c'è stato un minimo di movimentazione turistica, quindi bene o male non aveva senso dare questi soldi in un periodo dove comunque c'era turismo, anche poco, ma c'era turismo regionale. Estorsione aggravata da metodo mafioso. Per questo reato la Guardia di Finanza di Palermo ha arrestato Salvatore Milano. I Baschi Verdi di Palermo, nell'ambito di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione all'ordinanza del Tribunale di Palermo, sezione per il riesame, che ripristina la misura cautelare della custodia in carcere a carico di Salvatore Milano, detto Totuccio Tatieddu, in relazione al reato di estorsione aggravato da metodo mafioso. I fatti oggetto delle contestazioni risalgono agli anni 2016 e 2017, quando le indagini dei finanzieri del GICO consentirono di accertare il ruolo attivo di Salvatore Milano in merito ad una richiesta estorsiva commessa nei confronti di una nota attività commerciale del centro storico cittadino. Nell'ambito del medesimo procedimento, a maggio del 2018 erano già stati arrestati per altre vicende estorsive Luigi Salerno e Giuseppe Bosco. La richiesta estorsiva avanzata con metodo mafioso nei confronti dei titolari della predetta società
società prevedeva il pagamento di somme di denaro di importo compreso tra i 500 e i 1000 euro a titolo di messa a posto necessaria per ottenere l'autorizzazione ad esercitare il commercio nel territorio del mandamento di Porta Nuova ed evitare la commissione di danneggiamenti o altri atti ritorsivi a loro danni. La misura della custodia cautelare eseguita è stata disposta dal Tribunale del Riesame di Palermo e confermata lo scorso 4 settembre dalla Corte di Cassazione in accoglimento dell'appello della Procura della Repubblica avverso l'ordinanza del GIP che lo scorso 23 dicembre su istanza della difesa aveva accordato al Milano gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Salvatore Milano è storico, uomo d'onore, appartenente alla famiglia mafiosa di Palermo Centro, nella quale ha rivestito tra l'altro il ruolo di cassiere delle famiglie del mandamento mafioso di Porta Nuova, provvedendo al sostentamento degli esponenti mafiosi detenuti o da poco scarcerati. Milano era stato arrestato già nel 2008 e condannato in via definitiva dalla Corte d'Appello di Palermo per associazione mafiosa in seguito all'operazione Perseo, durante la quale era stato scoperto il primo tentativo di ricostruire la commissione provinciale di Palermo di Cosa Nostra. Prosegue dunque l'azione della Guardia di Finanza in stretta sinergia con la locale direzione distrettuale antimafia per individuare i segnali di inquinamento dell'economia da parte delle consorterie criminali mafiose a tutela degli imprenditori onesti e della libera e leale concorrenza di mercato. E restiamo in cronaca. Rapinatori in azione in provincia di Agrigento con 2 colpi ai danni di una tabaccheria di Favara e dell'ufficio postale di Ravanusa. Magro il bottino portato via dalla posta, appena 300 euro. Indagano i carabinieri. Incuranti dei divieti dovuti anche e soprattutto all'emergenza sanitaria, se ne stavano in spiaggia ad arrostire. È successo a Sciacca. Protagonisti 6 giovani tutti palermitani sorpresi dalla polizia e denunciati alla Procura della Repubblica. Sì, al taglio. Perché? Perché è una cosa più che giusta, che naturalmente hanno finito di mangiare un po' tutta l'Italia e ci vuole più risoluzione, più sviluppo, più occupazione, soprattutto se la Sicilia, in particolare la Messina. Il fronte del no però ritiene che riducendo i parlamentari verrebbe meno la rappresentanza del territorio. Secondo me sarebbe una cosa abbastanza positiva, perché naturalmente essendo che diminuiscono l'occupazione sarà molto migliore. A favore. Sì, a favore. Io farei totalmente tolti tutti, completamente. Verrebbe meno però la rappresentanza del popolo, togliendo tutti. È falsata la rappresentanza del popolo, perché c'è sempre clientelismo e voto di scambio. Sì, si risparmiano soldi, tempo, denaro, tutto si risparmia, perché là anche là come Messina è un bordello a cielo aperto. Paghiamo tutto questo. Perché? È perché non mi piace niente la politica, non mi piace niente, sono uno che la sennatura. Io sarei per il no, diciamo, però poi ecco, andando dentro, magari studiando meglio la situazione, magari ci si convince in modo diverso, ecco. Senz'altro sì. Perché? Perché intanto cominciamo a fare qualcosa, perché sennò il momento in cui possiamo fare qualcosa e tutti dicono sì, tutti cominciano a dire sì, forse, ma perché all'Italia non si fa niente. Per cui questo ormai è fatto, si deve fare prima o poi eventualmente si aumenta. Per me sì, perché è anche giusto che sono di meno e che non si prendono tutte quelle pensioni, tutti quei soldi, e gli invalidi che devono mantenere una famiglia o devono campare con 285 euro al mese. Si poteva mantenere lo stesso numero di parlamentari e ridurre lo stipendio in proporzione, tanto i 5 Stelle già restituiscono metà stipendio, no? Quindi a loro fondamentalmente non cambiava nulla e gli altri parlamentari si sarebbero dovuti adeguare, così non avresti avuto nessun tipo di rinuncia, diciamo, della rappresentatività, e avresti anche ottenuto il risparmio, che è l'unica cosa che a quanto ho capito è l'effetto, diciamo, positivo di questa riforma, che alla fine si parla, mi pare, di $500 miliardi in 4 anni, quindi non è neanche, diciamo, non cambia neanche così tanto le carte in tavola. Troppi parlamentari ci sono, sto leggendo adesso il giornale che anche Prodi si sta schierando contro il no, perché giustamente non gli conviene, no? C'è chi dice però che
tagliando i parlamentari verrebbe meno la rappresentanza del popolo? E bisogna pure vedere quello che succede. Ad un certo punto, da tanto tempo che si parla di eliminare questi parlamentari. Se non si prova cosa è inutile parlare sempre di una cosa. È arrivato il tempo di cambiare. Facciamo, votiamo. E almeno io voto sì. Sì o no? Io sono per il sì. Perché? Perché parliamoci chiaro, in tempi in breve sostanzialmente sono troppi. Non è solo una questione di costi, la casta eccetera. Spero che sia l'inizio di un cambiamento che ci porti in Italia a eleggere direttamente chi ci governa, la democrazia diretta, perché siamo in un'assurdità paradossale in cui il Premier Conte non è eletto da nessuno, come i suoi predecessori, noi italiani, noi cittadini non ci sentiamo rappresentati e questo è il nocciolo della questione. Sì, sicuramente. Sono troppi e vanno tagliati. Ma no, meglio tagliare, dai, cerchiamo di fare un po' di economia, diciamo, ecco. E adesso la pausa per la pubblicità, a tra poco. Festa a Tindari per la Madonna Nera, vediamo. Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore della Madonna Nera del Tindari. L'8 settembre ricorre la festa della Natività della Beata Vergine Maria e il santuario nel promontorio di Tindari diviene meta di migliaia di pellegrini provenienti da tutto l'Interland. La festa, a causa dell'emergenza sanitaria, ha subito delle modifiche. Abitualmente i festeggiamenti in onore della Madonna del Tindari, preceduti dalla novena di preparazione, raggiungono il clou con la supplica, la solenne processione del simulacro della Vergine e la preghiera di affidamento. La Madonna nel simulacro è seduta mentre regge in grembo il figlio divino. Si narra che la statua approdò a Marinello a causa di una violenta tempesta notturna tra l'VIII e il IX secolo, nascosta nella stiva di una nave proveniente da Oriente. La mattina seguente avvenne qualcosa di inspiegabile. La nave, nonostante i numerosi tentativi dei marinai di disincagliarla da quel tratto di mare, non riusciva a muoversi, come se una forza misteriosa glielo impedisse. La stessa forza che, lasciata la Madonna sulla spiaggia, l'aiutò vigorosamente a riprendere il largo. Sulla Madonna Nera, trovata in questa piccola rada da alcuni pescatori, fiorirono da allora tantissime leggende. Quest'anno la pandemia non ha fermato comunque le iniziative di carattere religioso. Una nota congiunta della Prefettura di Messina, della Questura di Messina, del Comune di Patti e della Diocesi di Patti ha fatto chiarezza in merito alle celebrazioni in onore di Maria Santissima del Tindari. La solennità della Madonna del Tindari, importante espressione di fede e anche manifestazione di carattere popolare e culturale, ogni anno coinvolge un gran numero di fedeli e cittadini uniti per la processione del 7 settembre e per le celebrazioni dell'8 settembre. Considerato che per tale evento non è possibile garantire il distanziamento sociale richiesto dalla normativa vigente legata alla diffusione del Covid-19 e considerato il grande valore del momento di aggregazione che coinvolge numerosi cittadini e devoti provenienti da ogni luogo, quest'anno è stata sospesa la tradizionale processione del simulacro della Madonna per le vie di Tindari e la ricorrenza si è limitata esclusivamente alle celebrazioni liturgiche nella Basilica Santuario di Tindari durante le 2 giornate del 7 e dell'8 settembre. Il solenne pontificale di oggi, alle ore 11 in particolare, presieduto dall'Arcivescovo di Messina, Monsignor Giovanni Accolla, ha visto la partecipazione delle autorità civili e militari. Il numero massimo di partecipanti consentito in relazione alla capienza della Basilica Santuario è di 200 persone e resta tassativo il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali respiratori, temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 gradi o è stato in contatto con persone positive al coronavirus nei giorni precedenti. Sono inoltre obbligatori il rispetto del mantenimento della distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale. Sulla strada statale 113 le forze dell'ordine regolano l'accesso contingentato dei veicoli nel rispetto del numero massimo di persone che in sicurezza possono accedere nell'area di Tindari. Meta prediletta dei tuoi devoti figli che confidano. Lì sopra, dietro le sue spalle, sindaco, la piramide del 38° parallelo,
la piramide che sorge in territorio di Mottadaffermo e che in questi giorni è diventata al centro anche dell'attività mediatica nazionale a seguito del caso Viviana Parisi. Si è detto tanto, si è scritto tanto, lei nelle scorse ore ha fatto anche un comunicato stampa di precisazione su ciò che rappresenta la piramide. Certo, ho dovuto farlo la precisazione perché dalla stampa nera noi non possiamo accettare determinate frasi dove si diceva che, per carità, noi abbiamo espresso solidarietà alla famiglia della signora, a tutti i suoi familiari, tutto quello che è successo, però la piramide, se era un suo desiderio, innanzitutto precisiamo che non è piramide della luce, ma il rito si chiama rito della luce, che sono due cose completamente diverse. L'esaltazione della bellezza, della concordia, dell'amicizia, questa è l'opera di Fiumara d'Arte, è una delle più grandi sculture in questo momento architettoniche che sono state oggetto insieme al mecenate Antonio Presti, di una presa di posizione nel 2008-2009 da parte del Presidente dell'allora Repubblica Azeglio Ciampi e soprattutto dalla Regione Siciliana, che ha definito la piramide zona della cultura siciliana, per cui la mistificazione di cui si parlava per noi era un danno, non era un danno soltanto per il paese che ha contribuito alla realizzazione insieme al mecenate della Fiumara d'Arte, ma soprattutto perché mistificava anche un territorio che è tutt'altro che piramide della luce. È un rito che richiama migliaia e migliaia di persone ogni anno e speriamo di poterlo continuare, perché ecco qui dove noi chiediamo che l'assessorato una volta per sempre dei beni culturali siciliani ci dia assolutamente una mano nella realizzazione di questo, perché significa volano del territorio, ma non soltanto del comune che io rappresento di Mottadaffermo, ma di tutto il territorio Valle della Lese. Era questa l'ultima notizia, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.